La fiera di Longarone, Foreste, Fiera e Festival. Benvenuti al primo appuntamento di questo pomeriggio. Il Bosco Solidale e un incontro, una tavola rotonda in cui vorremmo parlare della sostenibilità come opportunità di innovazione e crescita. Al tavolo, insieme a me, io mi chiamo Saverio Sbalchiero e sono fondatore della società di consulenza Sbalchiero Partners, mi occupo di marketing e design strategico e di ricerca applicata di design da oltre 20 anni in Italia e all'estero. I protagonisti di questa tavola rotonda sono Alessandro Montanari, che è qui alla mia sinistra, fondatore e presidente di Manali Stand Eventi, Giustino Mezzalira, direttore della sezione ricerca e gestioni agroforestali di Veneto Agricoltura. Antonio Brunori non è potuto essere con noi in qualità di segretario generale di PIFC Italia, l'associazione no profit che costituisce l'organo di governo nazionale della certificazione forestale, però ci ha inviato un suo messaggio video poco fa che avremo modo di vedere. Qui alla mia destra abbiamo Raffaella Fagnoli, professore ordinario di disegno industriale allo UAR di Venezia ed esperta di design sociale e ambientale. Allora, io direi che possiamo cominciare con le slide. Il problema ambientale, come quello della salute, è tradizionalmente legata e delegato agli specialisti. Cioè viviamo in maniera sregolata, senza assumerci, non tutti naturalmente, però in genere senza assumerci la responsabilità della nostra salute, salvo fare riferimento ai medici quando ne abbiamo bisogno e stiamo male. Ecco, una tendenza a trattare il proprio corpo come una macchina da utilizzare che ogni tanto va portata in officina. Di fronte alla terribile catastrofe rappresentata dalla tempesta Vaia del 2018, io qui parlo sotto il tuo controllo, Giustino, 14 milioni di alberi, ho trovato questo dato, su una superficie di 41.000 ettari, la società mediatizzata rimane sgomenta per un certo periodo di tempo, il tempo di consumo della notizia, e poi passa ad altro, perché il problema degli alberi, il problema d'aria, sarà pure in qualche modo viene in qualche modo delegato ai dottori delle piante, agli ospedali delle piante, che si presume ci siano. E sembra impossibile che ancora oggi come dire, di fronte a un'emergenza ambientale di queste dimensioni, individui e comunità e imprese facciano fatica veramente a riconoscere le proprie responsabilità. Quindi affrontare il problema ambientale è prima di tutto una questione di consapevolezza e responsabilità. Hans Jonas, teorico dell'etica della responsabilità, sostiene la necessità di applicare il principio di responsabilità ad ogni gesto che l'uomo fa e che deve prendere in questo suo fare considerazione le conseguenze future delle scelte dei suoi atti. Poi Jonas estende l'etica della responsabilità non solo alle generazioni sue contemporanee, ma anche a coloro che devono ancora nascere. E di conseguenza la biosfera che dobbiamo tutelare dalle nostre compromissioni. La tempesta è arrivata e ha svolto il suo tremendo compito nel nostro territorio. Il punto è come fare in modo che questa catastrofe apra le porte a una presa in carico di responsabilità ambientale nella nostra regione che si possa allargare alla società. Il problema a livello globale è avviare un processo di conversione economica e sociale partendo dal principio della sostenibilità. È una cosa che possa non solo frenare lo squilibrio autodistruttivo e i modelli di consumo attuati e attuali,
e il loro impatto, ma offrire nuove prospettive di valore che possano ricondurci nell'alveo dell'equilibrio con la natura, unico modo per generare prospettive sane e felici. Di messaggi karmici, legati cioè secondo la visione buddista, diciamo, alla legge di causa-effetto, ne stiamo ricevendo molti. L'ultimo e più recente è quello della diffusione del Covid, fenomeno che ha unito l'intero pianeta in un'unica emergenza sanitaria. Ecologicamente la distanza tra locale e globale è stata colmata, e per cui mi sembra che cominci a prendere forma l'idea di esistere in un'unica biosfera di cui ognuno localmente si deve prendere cura. Il progetto di cui discutiamo oggi è nato appunto durante il famigerato lockdown, che ha offerto a molte persone, anche a noi, un'occasione inedita di riflettere e di avviare delle relazioni e dei progetti che altrimenti non sarebbero in qualche modo potuti esistere. Bosco Solidale nasce grazie alla intuizione di Sandro Montanari, direttore di Manali Stand Eventi, che è qui presente, società che affianca le imprese nella progettazione e produzione di stand fieristici a livello internazionale. Come imprenditore si è trovato in prima linea, come molti imprenditori, ad affrontare questa discontinuità. Immaginate che quasi tutte le fiere in programma del 2020 sono state cancellate, e per un'impresa di questo tipo, di queste dimensioni, le conseguenze sono chiaramente gravi, ma senza perdersi d'animo, come fanno tutti i veri imprenditori, consapevole delle proprie responsabilità anche nei confronti delle persone che lavorano con lui e dei propri fornitori, ha cominciato velocemente a immaginare una serie di scenari e di riconversione. Tra aprile e maggio sono stato coinvolto in un fitto scambio di idee attraverso l'inedita, fluida modalità del lavoro in remoto, e tra queste mi sono offerto di supportare e sviluppare quelle di cui oggi parliamo. Quello che vorrei sottolineare è il valore trasformativo delle emergenze, che ad un prezzo purtroppo altissimo hanno il potere di riportarci a fare i conti con la realtà, riscoprendo al contempo il valore della comunità, dello scambio e della solidarietà. Il Covid ha aperto le porte all'incontro con Giustino Mezzalira, direttore della sezione ricerca e gestioni agroforestali di Eneco Agricoltura, che ha contribuito con tante generosità di idee, competenze e relazioni al successo del progetto e messa in sicurezza le spiagge del Veneto attraverso l'utilizzo del legno Varia. Anche con lui abbiamo condiviso lunghissimi incontri notturni e mattutini, sviluppando a distanza una collaborazione ricca, sincera e solidale. E lui che ci ha guidato a una visione ampia e ecosistemica del nostro territorio, indicandoci quali sono i programmi di breve, medio e lungo periodo per il restauro delle foreste venete, come pilastro locale di un progetto che vede gli alberi come la più grande risorsa per contrastare l'emergenza ambientale planetaria. Quindi la prima concreta realizzazione di questo progetto, il Bosco Solidale, è stato il Bosco in Spiaggia. Il Bosco Solidale si propone, vorrebbe essere un think tank ecologico, e il Bosco in Spiaggia è una di queste, è la prima realizzazione, insomma, che siamo riusciti a mettere in pista. È un progetto di marketing etico per la soluzione di misure sanitarie nelle spiagge venete e la contestuale raccolta di fondi per il restauro ambientale e dei boschi. È un'esperienza che è germinata dal basso, grazie alla sua qualità, concretezza e alla rapidità di esecuzione. Ha convinto in una vera e propria filiera imprese forestali, di lavorazione del legno, di progettazione allestimento, di marketing, comunicazione,
stabilimenti balneari, consorzi per la gestione delle spiagge, alberghi e locali pubblici sotto l'egida della Regione e dei comuni delle località balneari. Il modello circolare che abbiamo cominciato ad adottare con il Bosco in Spiaggia vede il marketing e il design come attori in prima linea del dialogo tra imprese e società. Questa non è una novità perché è la funzione, diciamo, sociale, insomma, del marketing e del design, è proprio quella di costituire un ponte tra l'economia, l'impresa e la società. Poi abbiamo le imprese in questa circolarità, che sono detentrici di un potere tecnologico in grado di influenzare direttamente e indirettamente il consumo delle risorse ambientali. Abbiamo le comunità e la società civile come fruitori e consumatori di beni e servizi. Le aziende pubbliche di ricerca e gestione ambientale come centri di direzione, programmazione e controllo degli interventi. Il legno viene donato, ecco il meccanismo è questo qui, il legno, in pochissime parole, viene donato alle località balneari che acquistano ad un prezzo equo le strutture per la delimitazione delle spiagge prodotte da segherie a chilometri zero sul territorio. L'iniziativa, una volta sul territorio, sulla spiaggia, diciamo, avvia una campagna di sensibilizzazione che coinvolge operatori turistici con il duplice scopo e anche turisti, operatori turistici e turisti, al duplice scopo di educare e sensibilizzare all'operazione di deforestazione e di raccolta fondi. In questo modo il cerchio si chiude con una molteplicità di vantaggi, un impatto ambientale sostenibile e il ritorno in termini di responsabilità sociale e poi anche risorse economiche per la riforestazione. Quindi, tornando alla nostra tavola rotonda, l'intenzione è quella di discutere pubblicamente l'opportunità e il senso di dare seguito a un'esperienza come quella del Bosco in Spiaggia, anche attraverso altre iniziative analoghe, e se sì, come? Credo che ognuno di noi abbia le proprie competenze, esperienze, idee. Il punto è quello di unire le energie, talenti e le risorse intorno a progetti innovativi, esemplari, che possano produrre effetti misurabili e visibili. Progetti per il nostro territorio, che hanno come scopo quello di portare al centro la responsabilità ambientale in un'area ferita da 70 anni di urbanizzazione e industrializzazione deregolamentata e brutale. Sandro Montanari, allora, essendo di fatto lei il patrono di questa iniziativa, che idea si è fatto come imprenditore di questa esperienza di conversione delle risorse tecniche e organizzative della sua azienda in un progetto di utilità sociale ispirato al principio della sostenibilità? Cosa ha capito come imprenditore? Qual è il bilancio e quali idee si è fatto sullo sviluppo di attività che seguano questa logica virtuosa di attenzione ai bisogni sociali e all'impatto delle decisioni sull'ambiente? Buongiorno a tutti, intanto ringrazio dell'invito Longarone Fiere e tutti i suoi promotori. Magari mi ripeto su alcune cose, sono qui per raccontare la mia esperienza, un'esperienza che è nata in maniera in parte consapevole, in parte inconsapevole, in parte indotta, diciamo, e ve la racconto semplicemente. In qualità di presidente, con funzione anche di direzione della Manali Stand Eventi, che è una cooperativa nata nel 1981 e che appunto si occupa di allestimenti fieristici ed eventi, il 22 febbraio all'interno della Fiera di Milano ci hanno detto semplicemente: uscite tutti, qui il lavoro non va avanti. Quindi siamo stati letteralmente bloccati con prospettive che poi sono state ulteriormente confermate, cioè di un fermo che
si sarebbe protratto probabilmente per un anno, con la fase 1 dettata dal nostro Presidente del Consiglio il giorno 9 marzo, mi pare, ci ha detto da domani ragazzi tutti a casa. Quindi 40 anni di attività in questo settore, le preoccupazioni fortissime, vi posso garantire, e dovevo fare delle scelte. La prima scelta, dovevo sicuramente mettere in sicurezza l'azienda, quindi parlo finanziariamente, perché il tempo di resistenza dell'azienda doveva essere piuttosto lungo. Dall'altra parte dovevo cercare di preservare le risorse intellettuali che magari costruisci con molta difficoltà, no? Trovi dei giovani bravi, entrano nel processo, crei anche un legame, no? Umano, ecco. Quindi la preoccupazione però, sai, quando metti in cassa integrazione le persone vanno all'80% del loro stipendio e magari si trovano anche un altro posto di lavoro, ok? Quindi il mio obiettivo era: che scelta faccio? E la scelta è stata quella di cercare di resistere. Quindi metto in sicurezza l'azienda e dopodiché mi invento qualcosa. E in maniera, come ripeto, consapevole e inconsapevole, dopo una serie di riunioni, di confronti, magari via, ovviamente, no, da casa, restavamo in contatto, no, specialmente il gruppo del design, degli architetti che abbiamo internamente, e viene fuori un'idea ovviamente legata al distanziamento, perché comunque cercavamo di costruire delle soluzioni intanto immediate per cercare di fare qualcosa, non tanto per risolvere il problema del fatturato economico, se del calo del fatturato, ma sostanzialmente per tenere viva l'azienda. Non vi racconto le altre iniziative, vi racconto ovviamente di questa iniziativa, che è una delle tante, perché ne abbiamo fatto anche nel settore degli eventi. Quindi nasce l'idea di creare con del legno abbattuto appunto dalla famosa tempesta Vaia, un distanziamento con delle fioriere, con dei pali, con la corda in juta, rivolto sostanzialmente all'oreca, no? Al settore del bar, della ristorazione. Poi il 14 di aprile esce un articolo sulla Repubblica che proponeva praticamente il box in plessia, se vi ricordate, no? E io immediatamente ho detto il box in plessia, se no sicuramente tutta una serie di problematiche che probabilmente chi le ha proposte non le ha considerate, oltre che economiche. Beh, quello che stiamo facendo per le piazze possiamo riproporlo nelle spiagge, perché il palo e la corda costano poco, no? Perché tutti si lamentavano, calo di fatturato, quindi devo proporre qualcosa di sostenibile da un lato, anche economicamente, cioè che chi le prende, diciamo, in qualche modo sa che questa cosa fa del bene, diciamo, è qualcosa di etico, ma contemporaneamente non lo costringe a sborsare soldi in più di quelli che non ha, diciamo, tra virgolette. Ecco. Quindi cosa facciamo? Facciamo un piccolo concorso di idee dove tutti fanno una proposta e queste proposte le sottoponiamo allo studio Sbalchiero, il quale, diciamo, in maniera molto rapida le valuta, le mette in ordine, diciamo, e le rende, diciamo, in qualche modo vendibili. Ecco, passatemi la parola, ne ho altre, insomma, no? E ci istruisce e si inizia praticamente sono venuto avanti, scusate. Quindi ci istruisce e fa diventare questo progetto un progetto di marketing etico. E cosa fa? Fa quello che ha detto prima, cioè si mette in contatto con le istituzioni, propone
questo progetto viene abbracciato letteralmente, in particolare ringrazio il dottor Giustino Mezzadira e anche il dottor Antonio Brunori, insomma, che hanno dato anche dei validi suggerimenti. E in qualche modo questi suggerimenti creano anche una sorta di entusiasmo, perché quando ti avventuri in qualcosa di nuovo hai sempre questa sensazione di insicurezza che permane, no? Ecco, quindi non so se l'avete mai provata, ma io l'ho provata spesso, diciamo. Ecco. E quindi prendo entusiasmo e parto ovviamente a capire se questo prodotto qua realmente risponde a un'esigenza ed è fattibile. Quindi prendo la macchina, parto e vado sull'altopiano, trovo sulla pagina già il nominativo di uno che si occupa del foreste, gli dico: guarda, ho bisogno di aiuto, dammi una mano, devo parlare con quelli che tagliano gli alberi, scusate, raccolgono gli alberi della tempesta Vaia. Quindi il 6 di maggio parto e vado su e mi trovo in mezzo al bosco con questi montanari, io sono anche di cognome Montanari, perché insomma, quindi c'è anche un'affinità, e comincio a fare domande anche per capire come avviene, no, perché nella mia ignoranza non sapevo neanche come avvenisse, no, la distribuzione del compito di raccogliere queste piante. Quindi mi spiegano tutto, via dicendo, poi a un certo punto dico: io ho un progetto, vorrei portare la montagna al mare. Cioè, inizialmente io questa cosa qua l'avevo dalla montagna al mare, l'avevo chiamata così ingenuamente, diciamo, molto in maniera forse così proprio infantile, diciamo, tra virgolette. I bambini tante volte fanno delle cose molto giuste, quindi non c'è niente di... ecco, quindi... E durante questa spiegazione, sopra questi tronchi che marchiava con un martello, diciamo, c'era il vice sindaco di Gallio. Lui scende e dice: io sono il vice sindaco di Gallio, Dennis Lunardi. E mi dice: interessante la cosa, ti porto dal mio sindaco, che è anche Emanuele Lunardi, che è anche presidente della reggenza dei 7 comuni, quindi rappresentava tutti i comuni che avevano subito in qualche modo, chi in misura maggiore, chi in misura minore, questa situazione. Poi mi precipito il giorno dopo sulle spiagge e trovo 2 o 3 operatori, fissando l'appuntamento, gli mostro cosa volevo fare, mi correggono il prodotto. Il giorno prima addirittura mi portano in una segheria e quindi anche lì mi spiegano, mi faccio fare anche già un preventivo, no? Perché devo capire anche i costi di questa cosa qua. E il giorno dopo invece vado al mare, mi correggono il prodotto, mi dicono: no, questa cosa qua può andare bene, questa non può andare bene. E quindi a quel punto, diciamo, individuate tutte le criticità del prodotto, i costi del prodotto, i tempi di produzione, cioè quanto riuscivo a produrre, perché non sapevo se me ne chiedevano 1000 o 30.000, no? Dovevo capire un attimo, magari 30.000, diciamo, tra virgolette, però alla fine siamo arrivati a un numero di 5-6 mila pali, insomma, che poi alla fine con gli scarti, una cosa all'altra, fanno circa 120-130 metri cubi di legno, non ne tanti né pochi comunque. Abbiamo fatto tanti campioni, tante cose, però abbiamo consumato più o meno. Ecco, da dire che il Munari, l'altopiano, diciamo, il suo insieme, ha donato questi metri cubi di legno, d'accordo? E quindi il prezzo relativamente ridotto, diciamo, anche a favore di chi andava a utilizzarlo, e insieme siamo andati a proporlo al sindaco di Jesolo, che ci ha accolto, dottor Zaggia, mi sembra giusto, Zoggia, scusate. Questo progetto è una cosa, mi ha fatto conoscere un casino di persone, cioè, una cosa, la mia testa, insomma, questi nomi nuovi sono un po'... Ecco,
Quindi, e lui ci ha accolto, diciamo, in maniera molto professionale, perché non abbiamo trovato solo lui, ma abbiamo trovato tutti gli utilizzatori potenziali di questa soluzione. Dietro eravamo partiti con un camion con dentro tutti i prototipi, al termine della riunione sono scesi tutto nel piazzale del comune e praticamente sono partiti gli ordini. E quindi lì la cosa ha avuto successo relativo, non ha risolto i problemi del fatturato ovviamente, ma ha dato energia all'azienda e siamo andati avanti, insomma. E quindi questa è stata sostanzialmente l'esperienza, quindi c'è stata poi la vendita, e adesso devo fare le fatture, quindi ecco, sicuramente questa esperienza, come dire, no, di conversione, come mi chiedevi appunto te, no? Quindi ho cercato di convertire le risorse aziendali in un prodotto che poteva essere anche utile, visto che comunque tutti siamo stati un po' colpiti e siamo tutti più sensibili, si spera che questa sensibilità permanga nel tempo, si spera, perché tutti, no, adesso mi sembra, credo, di capire che ci sia più sensibilità nei confronti dell'ambiente, delle scelte che si vanno a fare. Non sono certo io deputato a capire quali sono queste scelte, però io nel mio piccolo, e tutti credo nel proprio piccolo, responsabilizzandosi, possono dare il loro contributo. Grazie. Grazie Sandro Montanari. Dottor Mezzalira, un progetto di marketing etico ha senso, energia e rilevanza nella misura in cui si fa espressione di una missione reale, di un'azione concreta e tangibile. Per questo non avrebbe mai potuto prendere forma senza il suo coinvolgimento personale, quello di Veneto Agricoltura, in termini di idee, confronto e supporto. È importante chiarire a questo proposito che il progetto nasce per mettere a sistema interessi ed azioni, focalizzandole su concreti progetti di restauro ambientale del territorio veneto. Vorremmo in primo luogo avere una sua valutazione dell'iniziativa che abbiamo contribuito a creare e in secondo luogo capire se questo tipo di progettualità possa costituire in futuro un asset di ricerca e innovazione ambientale allineato agli obiettivi strategici di un'azienda come Veneto Agricoltura, dove lei è a capo della gestione agroforestale. Grazie, grazie per essere qui oggi, per avere, dico due parole anche da coordinatore, diciamo, di questo festival, questa stranissima creatura, perché chi vive nel mondo delle fiere sa che ci sono fiere commerciali, sa che ci sono momenti più culturali, si parla di mostre convegni, eccetera, eccetera. Ecco, io nella mia vita, pur non essendo un operatore del settore fieristico, ho lavorato molto nel settore organizzando eventi, fiere, manifestazioni, e mai mi sarei immaginato di trovarmi a organizzare delle cose praticamente virtuali come questa, che era l'unico modo per tenere viva una vicenda che era appena nata, che era quella della fiera, il Festival delle Foreste. Anche questa sarebbe stata chiusa in completo lockdown quest'anno, tant'è che tutte le manifestazioni di Longarone Fiere sono saltate e con Longarone Fiere abbiamo detto no, almeno il festival, che non è fatto di macchine, di oggetti da vendere, eccetera, ma il festival è fatto di idee, beh, queste attraverso il web le possiamo veicolare anche in un momento di lockdown. E quindi l'idea è stata quella di allestire questa specie di set teatrale dove gli attori che interagiscono, come per esempio anche il vostro stand oggi, hanno l'opportunità di essere presenti, di incontrare gli altri e quindi di tenere viva l'idea del Festival delle Foreste, che nell'Italia dei 1000 e 1000 festival ha lo scopo di contagiare, ibridare, far incontrare tutti i diversissimi mondi, da quelli più professionali a quelli artistici, culturali. Stamattina
abbiamo avuto un bellissimo testimonianza con questa mostra intitolata Rinascite. Abbiamo qui il club di fotografi che ha fatto questo progetto speciale e che ha ritenuto giustamente di portarlo qui proprio come luogo di incontro e di contaminazione di persone che probabilmente fuori di qui non si sarebbero mai incontrate. Ecco, quindi grazie per essere qui con il vostro progetto. Adesso tolgo questo vestito, mi metto un altro vestito che però in parte coincide con il primo. E io quando sono stato investito, senza conoscere Saverio dalla sua prima telefonata, sono stato subito colpito da questa idea. La valutazione che ne faccio è estremamente positiva perché rientra pienamente in un percorso che Veneto Agricoltura come agenzia veneta per l'innovazione sta facendo da molti anni, e lo stiamo facendo non in solitudine, ma lo stiamo facendo con una fortissima relazione con i vari attori, oggi vengono definiti stakeholder, che si muovono lungo le complesse e articolate filiere del legno. Noi in primis siamo gestori di foreste, siamo coloro che gestiscono le foreste pubbliche il cui proprietario è la regione, le cosiddette foreste demaniali, foreste che un po' tutti conoscono come la foresta del Cansiglio, per dirne una delle tante che gestiamo, e quindi noi facciamo parte di queste filiere. E come tutti quelli che si occupano di boschi e di legno, siamo coscienti da anni che, per usare una metafora, se il Covid ha messo in lockdown per alcuni mesi la nostra società, il settore forestale è in lockdown da decenni. Cioè un settore dove qualcosa si è inceppato, si è bloccato completamente. Sono decenni che tra il fatto che nei boschi cresca del legno e il fatto che a valle ci siano delle imprese non c'è più nessuna connessione, perché la globalizzazione ha completamente separato questi mondi. E mentre altri mondi, per esempio dell'agricoltura, attraverso il concetto del chilometro zero, sono riusciti a richiudere. Oggi Barilla dice che compra il grano italiano, non aveva bisogno di farlo, poteva benissimo comprare il grano canadese, ma il consumatore oggi apprezza il messaggio, che è un messaggio anche etico: consuma il grano del tuo paese perché darai da lavorare a un agricoltore che terrà in ordine il tuo paese. Allora noi da tempo stiamo lavorando. Qui è rappresentato anche fisicamente in sala il Consorzio Legno Veneto, che è un'esperienza molto innovativa che è avvenuta nella nostra regione, che mette insieme un network di piccole e medie imprese del settore legno, proprietari boschivi, fino a valle i trasformatori, come potrebbe essere Manali, con un obiettivo preciso, di usare il legno locale. E per fare questo, in termini di marketing, devi fare in modo che quella che purtroppo è diventata assolutamente una commodity, perché il legno di abete tirato giù a milioni di euro da Vaia è una commodity, nel mercato si muovono ogni anno centinaia di milioni di metri cubi di legno di abete rosso, quando hai bisogno di un po' di peso, come si dice a Vicenza, visto che siamo 3 vicentini, guarda, anzi la cornetta che ha scritto un bottone, quello è il problema. Ma per avere il peso dell'altopiano di Asiago o della foresta del Cansiglio, del Cadore, delle regole del Comelico, devi ricreare un tessuto, ed è quello che stiamo cercando di fare. Quindi questo tentativo di fare del legno una specialty, un qualcosa di pregiato che abbia un valore che vada oltre il suo valore materiale, è un obiettivo di lungo periodo. E quindi ecco che un progetto come questo, di il Bosco in Spiaggia, eccetera, è perfettamente in linea con questa volontà di accorciare la filiera e di fare un acquisto che è etico, perché non c'è altro motivo. Voglio comprare il legno di Vaia perché voglio dare una mano, ma al di là di questo per me deve restare l'idea che voglio comprare legno locale, voglio comprare legno di cui posso guardare negli occhi il sindaco che è il proprietario, la segheria, l'artigiano che l'ha trasformato. Ecco, questo per me è dare un valore etico a una filiera forestale. E il marketing è fondamentale per comunicare questo, perché devi riuscire a raccontare sostanzialmente delle storie che non siano solo delle storie che ti inducono al lato dell'acquisto, ma che ti facciano capire quanto profondamente morale e etico è l'atto che tu stai facendo banalmente comprando un pacco di perline per rifarti la mansarda, insomma, o domani per andare in spiaggia o farti il sottotetto, eccetera, eccetera. Quindi
io penso di aver risposto sinteticamente alla domanda. La valutazione è estremamente positiva. Sono certo che questo progetto farà molta strada, che potrà andare molto lontano, perché aiuta assolutamente a mettere insieme tutti i pezzi. Voi, nella sua narrazione, c'era questa: prendo la macchina, vado da una parte, prendo la macchina, vado dall'altra. In effetti ha messo insieme i pezzi della filiera e li ha trasformati in un oggetto che il giorno dopo era in spiaggia. Ecco. Sono anni che provavamo a fare questo, ci siamo riusciti con qualche progetto. Direi che pur nella sua così non progettazione, questo progetto è riuscito forse a fare più di tanti progetti di cui abbiamo parlato per anni e dei quali magari non siamo riusciti a raccogliere i frutti. Grazie dottor Mezzalira. Sì, un piccolo commento a questo, cioè si parla di dinamiche bottom-up, attività che nascono sul territorio e che nascono per risolvere problemi specifici grazie all'iniziativa di persone, diciamo, in buona volontà, e si mettono lì a pensare, a proporre delle soluzioni. Io credo che questo qui è un progetto che appunto conferma la validità di questo modello, cioè oggi c'è bisogno di proporre soluzioni che siano soluzioni non soltanto ecologiche, ma ecosostenibili e soprattutto ecosistemiche. Quindi l'obiettivo di questo think tank, il Bosco Solidale, che vorremmo nascesse, insomma, no? È proprio quello di strutturare in maniera più professionale, organizzata, ma mantenendo questa forte connotazione operativa, concreta, eccetera, eccetera, un laboratorio di idee di innovazione sostenibile che possa veramente proporre delle soluzioni e coinvolgere imprese, e territorio e società localmente per risolvere, come dice lei, localmente dei problemi concreti come sono quelli appunto della sciagura dei boschi, della foresta, della tempesta Daia. Professoressa Fagnoni, io qui, se mi partono le diapositive, le vorrei far vedere una cosa. Allora, questa frase è la definizione dello sviluppo sostenibile introdotta e celeberrima nell'87 dalla Commissione Burnland. Questa definizione assume un valore di scenario strategico per un numero crescente di imprese. Stanno emergendo visioni imprenditoriali che pongono la questione ambientale non come una delle questioni, ma come una conditio sine qua non. E quindi la sostenibilità però perché questo possa succedere in un sistema economico, occorre che la sostenibilità non sia vissuta solo come un vincolo, come una negazione, ma anche come una opportunità di innovazione e di crescita per le imprese. Dalla sua prospettiva di docente e studioso di design sociale e ambientale, pensa che si possa davvero stimolare attraverso il marketing e il design impiegati a fini etici un'accelerazione di consapevolezza delle imprese, del loro coinvolgimento nella realizzazione di nuove strategie e prospettive per il futuro? Che idea si è fatta di quello che abbiamo fatto e soprattutto in merito al valore di un'iniziativa come la nostra, in merito al valore che un'iniziativa come la nostra può portare localmente al proprio territorio e come azione esemplare anche ad altri territori. Allora, grazie. Grazie per questa opportunità e per essere qua appunto a condividere con voi questo tema che sicuramente appunto è un tema di quelli che mi è caro e in cui mi sento coinvolta in quanto docente. Un piccolo aneddoto per cominciare: esco da 2 settimane di colloqui allo UAV appunto di selezione dei candidati, che per fortuna sono tanti e tutti con molta voglia di partecipare, e quindi appunto questa modalità del colloquio di selezione ci porta a interagire con i ragazzi chiedendo loro
che cosa pensano anche rispetto a certi temi, eccetera. E quello che è emerso sia con i ragazzi più piccoli, candidati alla laurea triennale, sia con quelli grandi, candidati alla laurea magistrale, è alla domanda appunto secondo te quali sono i problemi principali del nostro tempo che dobbiamo fronteggiare, moltissimi hanno detto il problema ambientale. Questo per dirvi che questo genere di problema, la sostenibilità, il problema dei disastri ambientali, dei cambiamenti climatici, della CO2, dei rifiuti, nei ragazzi sono molto più presenti che non in quelli della mia generazione, delle generazioni precedenti. E quindi questo, se non altro, secondo me è un segnale positivo che queste strade hanno possibilità di giungere a un risultato. Sicuramente la parola sostenibilità è stata consumata malamente in questo periodo, è stata abusata, diciamo così, perché dietro a questa parola si sono mascherate campagne politiche, campagne di greenwashing, campagne del peggio marketing, però comunque è una parola importante, non la possiamo mettere da parte e sicuramente questo fatto di riuscire a trovare un equilibrio a livello strategico è fondamentale. Allora questo periodo e questa esperienza secondo me è stata molto importante e sono contenta di essere qua a vederla, poterla testimoniare, secondo me per tre motivi. Il primo, come avete detto già prima, è una soluzione concreta, rapida, efficace, che ha fatto, diciamo, di una soluzione di emergenza, quindi di diciamo una soluzione di vincolo, di problema, una risorsa, un'opportunità per comunque rispondere sia ai problemi, diciamo, di un'impresa e di una piccola azienda di un determinato territorio, ma anche per dare un segnale, no? Per dare un segnale che comunque si può fare, certe cose si possono fare e quindi si può rispondere a un problema del nostro tempo e mettere a sistema un problema che c'è su un determinato territorio, ovvero quella del legno caduto che fa marcire il terreno, eccetera, eccetera, con delle esigenze, oltretutto in un periodo così inaspettato come quello del Covid. Secondo punto, il fatto che comunque un'azione concreta, come si dice, no, vale più un segno che 1000 parole. Ecco, io posso dire un'azione concreta vale più che 100.000 discorsi di propaganda politica o progetti, come diceva il dottor Mazzalira prima di me, raccontati, discussi, bla bla bla. No, invece un'azione concreta fatta diventa un esempio che altri possono prendere, diventa quel gene, diventa quel virus, vorrei dire, quell'agente di contaminazione che passa, ah, l'hanno fatto loro, lo faccio anche io, no? E quindi questo è. E la terza opportunità, diciamo, il terzo punto di forza che vedo quindi rispetto a questa concatenazione così anche crescente, è il fatto che comunque, come dico anche tante volte agli studenti in aula, cioè, il mondo è cambiato, il design, il progetto, diciamo, quando soprattutto si è diffuso in Italia a partire dagli anni 50, risponde a dei problemi che sono presenti in una determinata realtà, in un determinato contesto fisico, ambientale, culturale, sociale, nel fattispecie l'Italia che esce fuori dalla guerra e quindi che ha bisogno di un secchio, ha bisogno di una lavatrice, ha bisogno di un componente di arredo prodotto rapidamente e quindi c'è bisogno di un'innovazione di prodotto. Quello di cui c'è bisogno oggi, cioè io non nego che il design deve continuare a fare queste cose, perché sicuramente il design può e deve continuare a fare queste cose anche per alimentare un indotto che nel nostro paese comunque è una parte importante. Il Made in Italy è fatto anche di queste aziende che lavorano nel settore del furniture, nel settore dell'arredamento, del prodotto industriale, eccetera. Ma il contesto che abbiamo oggi, quindi cioè, se io faccio un paragone di scenario, cioè come il design negli anni 50 fa quelle cose perché quelli erano i problemi che il tempo poneva, i problemi che il nostro tempo pone oggi sono diversi. Sono questi problemi qua, sono quelli delle emergenze sociali, sono quelli delle emergenze ambientali, per cui non c'è più tanto bisogno di un'innovazione di prodotto, io non devo portare il prodotto nuovo,
il prodotto che fa fatturato in sé, perché è appunto un'innovazione in sé per sé. Io devo portare un'innovazione di processo, devo portare un'innovazione a livello di strategia, quindi riuscire a mettere insieme, a concatenare piccole azioni, magari semplici, piccoli episodi, ma soprattutto progettare quelle relazioni fra le cose e le persone per cui certi processi si possano attivare. Questa è una cosa che fra l'altro riscuote sicuramente interesse non solo nelle istituzioni con cui ci si trova a lavorare. Io ho abbastanza esperienza in questo senso, ho fatto diversi progetti appunto negli anni scorsi sul territorio, non qui in Veneto, perché io sono arrivata all'università in Veneto da poco, prima lavoravo all'Università di Genova, ma per anni ho fatto dei progetti con le istituzioni, con l'Agenzia dei Rifiuti, un progetto Interreg con la Regione ancora in corso su temi simili a questo. C'è molta risposta dalle istituzioni, ma anche e soprattutto da giovani, dai ragazzi che comunque questi problemi ce li hanno molto a cuore, sono sensibili e entusiasti nel portare la loro creatività su questi temi. Grazie Filippa. Professoressa, mi piacerebbe poi ritornare da lei con un'altra domanda a questo proposito. Il dottor Brunori avrebbe dovuto partecipare e purtroppo non è stato possibile, e quindi ci ha mandato poco fa un video che risponde a delle domande, a una domanda insomma che gli ho posto. Quindi pregherei la regia, se è possibile, di mandare il video. Buon pomeriggio, grazie per aver dato l'opportunità a me, come segretario generale del PFC Italia, di parlare di quello che è la nostra partecipazione a questo vostro evento. La domanda su come PFC Italia possa contribuire a questa bellissima iniziativa sta proprio nel nome della vostra attività progettuale, cioè Bosco in Spiaggia, Bosco Solidale, che è rientrata perfettamente all'interno della nostra attività di filiera solidale PFC. Infatti la mia organizzazione, che è un ente normatore che dà le regole per la gestione corretta e sostenibile dei boschi e segue le filiere dal bosco fino al prodotto finale, quindi al consumatore, ha creato già a partire dal novembre 2018 l'iniziativa Filiera Solidale per unire quello che è il mondo della proprietà forestale, che ha tanto legno a terra, col mondo dell'industria del legno, che ha una esigenza importantissima di approvvigionamento, ma si approvvigiona di legname che viene per l'80% dall'estero. Ecco, noi abbiamo cercato di mettere assieme con la solidarietà, quindi il mondo dell'industria del legno che ha bisogno di legname, con il tanto quantitativo di legname atterrato. E parliamo di solidarietà, quindi entriamo in una logica di etica, in una logica di solidarietà, appunto, quindi condivisione e empatia nella capire quali sono i problemi di un mondo delle foreste dove per i prossimi 7-10 anni avremo un problema a ritagliare, perché c'è stato un abbattimento di quantità di legname che era programmata per i prossimi 7-8 anni. E d'altro lato c'è un problema anche parlando di sostenibilità dell'aspetto sociale, perché venendo meno molti lavori sicuramente ci sarà anche molto meno lavoro da un punto di vista di lavori in quantitativa di taglio, ma che parliamo anche di ore uomo. L'aspetto su cui mi preme ragionare è proprio che, partendo da un bosco gestito in maniera sostenibile, che è quella dell'altipiano delle 7 reggenze, e diventa, che è tutto certificato PFC, c'è stata un'operazione molto interessante di riutilizzo del legname per il distanziamento sociale sulle spiagge, quindi c'è stata una vera e propria, da un bosco ferito a una spiaggia in difficoltà. Quindi sia Svalpiero & Company e la
Manali Stand Eventi hanno avuto un'idea non soltanto geniale, ma anche utile e importante. Il rimboschimento che uscirà fuori verrà fatto sempre in quelle zone con Veneto Agricoltura protagonista, che è certificato PFC. Quindi vedete che sull'aspetto della circolarità, cioè dal legname caduto, ripiantare per dare fra 80-100 anni di nuovo alle prossime generazioni il patrimonio forestale rimpiantato, è un'attività che, oltre a essere corretta da un punto di vista della logica delle cose, è anche importante per dare economia e un segnale positivo adesso. Infatti il mondo delle foreste è il migliore strumento per ridurre il cambiamento climatico, perché va a mitigare i cambiamenti, ma ci vuole tempo e bisogna investirci. Ecco, quindi PFC Italia supporta questa iniziativa e tutte le altre iniziative che verranno fatte da Sbarchiero e da Manali, quindi vogliamo essere con voi, non soltanto per gratificare e ringraziare la vostra situazione, ma anche per i progetti futuri. Grazie ancora. Grazie al dottor Brunori, è molto incoraggiante. Quello che noi dovremmo avviarci alla conclusione, perché diciamo che un'ora è passata rapidamente, quindi magari cercherei di chiudere in questo modo, cioè mi sembra che ci sia una sostanziale, diciamo, condivisione e una valutazione positiva da parte di tutti gli attori coinvolti e coinvolgibili, diciamo così. Il fatto che la professoressa Fagnoni sia oggi qui presente non è un caso, perché io ho avuto già modo di lavorare con lei come designer della strategia in altri progetti di ricerca nazionali e internazionali, che appunto legati alla innovazione e a soluzioni, diciamo, sistemiche per territori in difficoltà. E quindi pensiamo che questa idea di un think tank, cioè di un laboratorio di innovazione sostenibile, che coinvolga talenti, che coinvolga imprese, che coinvolga istituzioni e aziende pubbliche e private, focalizzato però su problematiche alte e sistemiche, penso che sia una cosa che può attirare energie, che può attirare, come dire, veramente focalizzare talento e energia. Quindi crediamo, professoressa Fagnoni, che il coinvolgimento dell'università sia un elemento quanto mai necessario per dare a questo progetto energia e spessore, proprio perché conosco la ricerca che si può fare con il design nelle università di qualità in Italia. Lei crede, ecco, crede che riusciremo in qualche modo a dare vita insieme con le persone che abbiamo visto qui coinvolte, una nuova vita al sacrificio di questi alberi? E infine, è possibile, secondo lei, fare in modo che questo disastro diventi una cosa, evitare che diventi una cosa a cui ci si abitua, ok? E ma che sia un monito che uno stimolo reale al cambiamento della cultura delle imprese, punto di domanda? Allora, sicuramente il fatto che ci si abitui alle cose anche brutte è una realtà. Purtroppo l'uomo, una realtà, per fortuna o per disgrazia, io non lo so, l'uomo comunque di fatto è un animale resiliente, l'uomo quindi si adatta e cambia con il cambiare delle cose, quindi sul fatto che ci si abitui io non credo che è inutile essere troppo sognatori. Insomma, io credo che questo fatto esiste, cioè ci fa molto meno effetto l'ennesima tempesta
perché purtroppo abbiamo visto che già altre ce ne sono state, però quello che si può fare e che si deve fare, secondo me, è sensibilizzare le persone a dire che si può fare qualcosa, che si può reagire, e eventi come quello, cioè progetti come quello che voi presentate oggi in questo evento e che comunque avete realizzato, come dicevo prima, è comunque un segnale, no? È un'azione dimostrativa, è una cosa fatta che sta lì a testimoniare che bene o male, se si vuole, si può. Ora, non basta volere, però intanto. E quindi, insomma, io dico tante volte anche ai ragazzi, progettare è scegliere, è fare delle scelte, e ogni cosa, ogni piccola azione che tu fai in un processo progettuale prevede e include scegliere quali materiali, scegliere quali persone coinvolgere, scegliere quali finalità, eccetera. Quindi dare alle persone l'opportunità di scegliere, di fare delle scelte consapevoli, è quello che noi diciamo. Io parlo per ognuno per la propria parte, io quindi parlo per la mia competenza, che è quella, diciamo così, di formatrice, di educatrice, che ha la fortuna, tutto sommato, di vivere in mezzo ai ragazzi e di dover anche trovare l'energia, l'entusiasmo per riuscire anche a trasmettere loro queste energie e questo entusiasmo per affrontare un mondo che comunque è molto più difficile di quello in cui sono cresciuta io quando avevo la loro età. Quindi se si vuole si può fare. Questa azione è bene o male un seme, secondo me, e come tale deve essere coltivato, e a questa azione possiamo studiare insieme la modalità di far capire quante altre sullo stesso genere ne possono da questa prendere vita, perché appunto questo legno che oggi è stato usato per le spiagge può comunque essere utilizzato per mille altre opportunità, e c'è assolutamente il tessuto per farlo, e si stanno sviluppando anche molti, anche dentro la nostra università, così come nelle altre, per dire, c'è la rete delle università sostenibili. Io sono in un cluster di ricerca che si chiama Design per il Territorio, ci sono unità di ricerche su appunto la sostenibilità, l'economia circolare. Questo fatto che diceva anche prima il dottor Mazzalira, lavorare con i prodotti del territorio, delle filiere di economia circolare, per fortuna oggi è molto più sentito, quindi si cerca quando possibile, come diceva prima per il grano della vanilla, ma lo facciamo, si cerca di farlo anche in altri contesti, e deve essere continuamente alimentato. Quindi sicuramente io credo che mettere insieme le possibilità, l'opportunità di un'istituzione come l'università, con i suoi centri di ricerca, i ragazzi che possono comunque portare entusiasmo e creatività, l'operatività di aziende che hanno di fatto la concretezza di trasformarle in occasioni concrete, secondo me è appunto un seme da coltivare, che ribadisce il fatto che fare design non è soltanto fare il prodotto figo, ma è prendersi cura oggi, è questo di cui c'è bisogno, e appunto alimentare questo discorso di fare innovazione di processo più che innovazione di prodotto per quelli che sono i problemi del nostro contemporaneo. Grazie professoressa Fagnoni. Giustino Mezzalira, ho visto che lei vuole contribuire. Visto che è una tavola rotonda e che la stiamo facendo, la stiamo condividendo attraverso il web con altre persone che nell'ovunque ci potranno seguire, e non solo in questo momento, ma anche in altre occasioni, mi piace lasciare direi due considerazioni finali che sono anche stimolate da quello che avete detto voi. Tra voi intendo anche quello che ho sentito da Antonio Brunori. Quando abbiamo parlato, io vorrei ritornare un pochino a questo progetto e quindi vederne il futuro. Sto parlando con un imprenditore che dice: ho fatto un investimento, ma quale sarà il dopo? Ecco. Allora io penso che un tratto saliente di questo progetto, se lo vogliamo veramente chiudere nella sua circolarità, non può che chiudersi con la ricostituzione dei boschi che hanno donato quel legno. Quindi questa parte, che per ora è stata più annunciata che non attuata, secondo me deve diventare una parte saliente.
E questo penso possa diventare veramente la quintessenza della circolarità, perché tu attraverso il tuo atto di acquisto, mi ricordo quando Severio mi aveva detto vorremmo fare per esempio una app che ogni volta che uso l'ombrellone, che mi prenoto un ombrellone in spiaggia, mi permetta di donare 2 euro per ripiantare un abete rosso nella foresta dell'altopiano di Asiago. Ecco, questo deve passare dal racconto e diventare fatto. In questo festival abbiamo visto molte di queste storie. Poche ore fa qui abbiamo assegnato il premio Jean Genot, un premio che vorremmo far crescere nei prossimi anni. Ha avuto uno straordinario successo di adesioni. Mai avremmo immaginato che ci fosse così tanti piccoli Everard Bouffier che in silenzio stanno ripiantando boschi. Molti sono nati, e molti di questi sono giovani, sono nati come conseguenza di Vaia. Gruppi spontanei di ragazzi che si sono detti da domani mattina tiriamo su soldi per andare a ripiantare il nostro metro quadrato, il nostro mezzo ettaro di foresta schiantata. Ecco che se noi riuscissimo a fare in modo che tutta la filiera straordinaria del legno, quando arriva ad essere prodotto, che sia un tavolo, qui incredibilmente c'è pochissimo legno. Io spero domani di veder ricostruire questa fiera e di farla completamente di legno. Ci sono un po' di pannelli, va già molto bene, ma tutto qui potrebbe essere di legno, dalle sedie ai tavoli, a questo capannone che sarebbe molto più intelligente, per usare una parola che mi viene in mente in questo momento, sarebbe più antisismico, sarebbe meglio coibentato dal punto di vista termico, eccetera, eccetera. Ecco, se ogni volta che qualche pezzo di legno viene usato, è meglio se è un pezzo di legno che ha fatto solo 10 km e non ne ha fatti 10.000, viene usato da qualcuno e qualcuno si rendesse conto che quel legno è partito da un albero, che dietro c'è una foresta, che c'è tutto un ciclo, ditemi un esempio in cui la circolarità potrebbe funzionare meglio. Ecco, quindi io spero che in questo piccolo quasi simbolismo di questo progetto, il bosco in spiaggia, mi fa piacere, 180 o 140 metri cubi di legname sono comunque quasi un ettaro di bosco, e quindi sappiamo che dei circa 40.000 ettari di bosco che sono stati distrutti, uno sappiamo che è andato a finire bene, perché tanti altri non so dove siano finiti, e anzi è drammatico quello che abbiamo visto anche qui in questi giorni. Il convegno di ieri del Dipartimento TESAR dell'Università ci ha mostrato come drammaticamente gran parte di quel legno non è restato qui, non ha creato ricchezza, non è diventato sistema. E figuriamoci se nell'Italia del post-Covid ci possiamo permettere che il legname, che ha decine a milioni di metri cubi, ci è arrivato nelle nostre mani, lo stiamo gestendo solo come un problema, come un fastidio da fare andare via il prima possibile. Ecco, quindi la prima mia considerazione finale è che auspico che nel suo progetto iniziale questo progetto si completi con coerenza, e qui come Veneto Agricoltura mettiamo a disposizione le nostre spettacolari foreste, abbiamo anche noi i nostri ettari da ricostruire, quindi mi piacerebbe che domani ci fosse l'ettaro del bosco in spiaggia. Avete usato il legno di un ettaro e adesso almeno ricostruiamo un ettaro di foresta, magari in un luogo così simbolico come il Cansiglio. E la seconda considerazione è quella di non considerare solo questo legame temporaneo. Sapete tutti che con questo autunno praticamente non tireremo più fuori un metro cubo utile dalle nostre foreste, perché con 2 anni il legno a terra è inutilizzabile. Ecco, e quindi in un certo senso uno dovrebbe dire, beh, allora legno di Vaia non ce ne sarà più in futuro. Non ci sarà quello di Vaia, spero non ci sia quello di altre tempeste, o di schianti da neve, o di danni da bostrico. Mi piacerebbe che questo progetto si normalizzasse, cioè dicesse io faccio anche le cose di uso più comune per la mia casa, per un allestimento fieristico, eccetera, eccetera, e lo sento quasi come un messaggio etico il fatto che debba essere fatto con il legno dei miei boschi, perché non c'è amore più grande per i boschi che quello di usare il bosco del nostro territorio. Io non sto dicendo che non voglio vedere il legno tropicale, che non voglio il commercio internazionale, ma sto dicendo che è uno scandalo che un paese coperto da boschi come l'Italia importi l'80% del suo legno. Sandro Montanari, mi sembra che tocchi a lei adesso dare un contributo. La prospettiva del futuro, che questo progetto possa continuare e che comunque il mondo si orienti verso un comportamento, no? Ce lo aspettiamo tutti, credo. Io credo che le risposte siano già scritte.
Cioè noi 70.000 anni fa valevamo come un lombrico, cioè noi condizionavamo la terra, no. Mentre adesso, voglio dire, no, siamo noi responsabili di questa situazione, no? Siamo 7-8 miliardi, non lo so, c'è il problema del vaia, c'è il problema delle plastiche, no? Quando il direttore diceva che gli alberi producono, no, l'aria per respirare, ma se dall'altra parte, l'altra forza del male, che diceva prima, no, ne fa di più, la partita, voglio dire, c'è ancora strada per poterla vincere, bisogna vincerla. Credo che comunque l'energia operativa sia fondamentale, cioè quindi quando si ha un'idea, avere energia, aziende quelle nostre possono fare qualcosa, ma sono piccole, e quindi fare il sistema con altre aziende anche, oltre che con l'università, con le istituzioni, con gli esperti, e via dicendo, sarebbe fondamentale. Io lancio in maniera molto pratica, no, che questo progetto possa andare avanti. Beh, io sto lavorando allo stand Vaia, glielo dico, sto lavorando a progettarlo proprio. E un'altra occasione lancio, visto che siamo in mondo visione, se qualche esperto di educazione infantile, no, elementare e media, a me piacerebbe fare un progetto della casa civica. Ci sarebbe un'opportunità di costruire una casa in tutte le scuole, no, che abbia questo significato, con il legno, visto che comunque i temi che vengono affrontati nell'educazione civica sono la democrazia partecipativa, quindi facciamo partecipare tutti alla democrazia, l'ambiente e l'utilizzo di questi sistemi di comunicazione che ormai sono anche ad utilizzo, no, dei bambini, no? E ne fanno un uso giusto o sbagliato. Il genitore vigila, quindi rendere responsabili i bambini dell'utilizzo di questi strumenti. Beh, credo che costruire una casa in legno, no, dentro uno spazio dove i bambini possono uscire a fare quell'ora di educazione, beh, sia un segnale forte, no, educativo, di sistema, no, di dare lavoro in maniera sana, no? Quindi quello che lei diceva prima è che è come fare una famiglia, no? Cioè, restare nel territorio e condividere nel territorio e diventare una famiglia sostanzialmente. Quindi cercare di apprezzare tutti quello che abbiamo, di condividerlo e non di togliercelo dalle mani, no? Quindi può essere, non lo so, utopistico, non lo so, ma io credo di no. Io credo che le nuove generazioni siano più sensibili, più educate sotto un certo punto di vista. Io vedo i miei figli, perlomeno, insomma, mi superano. Quindi, ecco, quindi la mia speranza è che il futuro, visto che ci sono le competenze, ci sono le istituzioni, che invece di pensare di andare su Marte, voglio dire, i soldi di spendere per andare su Marte, beh, spendiamoli per gestire il nostro territorio, che forse facciamo qualcosa di meglio e non saremo costretti a fuggire su Marte. Grazie. Bene, direi che ci avviamo alla conclusione. Io ringrazio tutti voi per averci ascoltato, tutte le persone che ci hanno seguito e che ci seguiranno in questa diretta streaming. E ringrazio la Fiera di Longarone che ci ha dato veramente una grande opportunità di essere presenti con questa installazione che mi pare che sia stata apprezzata. La possibilità anche di organizzare questa tavola rotonda. Ringrazio Veneto Agricoltura, in particolare il dottor Giustino Mezzalira, qui presente, come al solito ricchissimo di idee e di aiuto, e l'Università di Venezia, in particolare Raffaella Fagnoni, che ci ha voluto accompagnare in questa discussione. Vi ringrazio e spero di rivedere tutti molto presto.